c'è molto da fare, ancora c'è tanto da fare. È chiaro che adesso bene o male abbiamo l'interlocuzione con le istituzioni locali anche su grandi temi, anche che non tanto è stato fatto sulle proposte che come CGIL portiamo ai tavoli di concertazione e aspettiamo anche delle risposte. È chiaro che sull'aspetto delle condizioni della nostra provincia e nello specifico della nostra città c'è molto da fare. Catania ancora è una città non del tutto sicura, Catania è una città ancora sporca. Io credo che su questo versante l'istituzione locale deve ancora fare tanto, visto che la nostra città è una città a vocazione turistica e potremmo vivere anche di turismo. È chiaro che tante cose ancora debbono essere fatte, rispetto ovviamente a quell'intervista che prima citavi tu, è chiaro che tante cose sono cambiate. Partivamo da una condizione di governo traballante, poi 2 commissariamenti, adesso devo dire che l'interlocuzione c'è, perché l'abbiamo chiesta come organizzazioni sindacali con forza e siamo stati ascoltati, ma è chiaro che i tavoli di concertazione, noi facciamo delle proposte, adesso aspettiamo i risultati. È chiaro che se dopo 6 mesi non verranno risultati, è chiaro che saremo costretti a, non dico mobilitarci, ma ovviamente a intraprendere quelle iniziative per essere ascoltati.